mattinata è dedicata alla letteratura, alla buona letteratura, alla letteratura d'eccellenza. E iniziamo con il testo appunto del nostro carissimo Giuseppe, eccolo qui, Giuseppe Petrarca, con 3 testi, ma uno in particolare che viene presentato, che è l'Avvoltoio, l'ultimo edito, che ci incuriosisce molto, perché lo scrittore qui presente è stato capace, con grande abilità, non solo stilistica, ma anche con una grande verve a livello di impostazione e anche con tanta fantasia, è la verità, con tanta fantasia e con un cocktail di queste qualità fondamentali per la riuscita di un buon libro che sia accattivante, altrimenti sappiamo bene che un testo serve a ben poco se non riesce a conquistare il pubblico dei lettori, a produrre una serie originale che ormai lo contraddistingue e fa in modo che la sua produzione sia altro rispetto a tante cose che potrebbero più o meno che più essere definite similari. Passo la parola, saluto il presidente Antonio Volpe, il mio carissimo scrittore qui alla mia destra, e dovrò attendere per parlare, perché passo la parola a Carlo Alfaro, bravissimo nelle presentazioni, che ha curato, non per scaricargli assolutamente l'onere, perché io sarò qui a moderare, ovviamente a stimolare la discussione e a intervistare dopo il nostro bravo scrittore, ma siccome Carlo ha già seguito e curato le presentazioni del nostro caro scrittore, mi sembra giusto e doveroso che dica lui qualcosa prima di passare ovviamente la parola a Giuseppe. Grazie dell'invito e grazie a Giuseppe di essere voluto venire qui a Sorrento, dove ha un legame molto particolare di affetto e di consuetudine di frequentazioni. Giuseppe Petrarca è un caso letterario particolarmente interessante, secondo me, quindi mi fa piacere aver avuto l'occasione di presentarlo anche a un pubblico che ancora non lo conosce, perché è uno dei pochissimi in Italia a seguire un solco di letteratura invece molto amato all'estero, in America innanzitutto e in Europa, che è quello del medical thriller, cioè un sottogenere del thriller che si concentra su aspetti biologico-sanitari del thriller, del noir, del giallo. Quindi il giallo si concentra su un aspetto particolare, non quello classico. Posso permettermi di dire una cosa con grande affetto? Io lo definirei una specializzazione, sovraspecializzazione di questo sottogenere, perché trovo che sia una proposta qualitativamente superiore rispetto a una media, perciò più che usare sotto, perdonami, direi sopra. Sarò certa di trovarti con me. Mi piace molto. E lui ha inventato un personaggio che è questo commissario Cosimo Lombardo, un personaggio che piano piano nel corso di questa trilogia, c'è stato prima Inchiostro Rosso che ha avuto un tale boom di presentazioni di successo, di critiche di pubblico e di premi, al punto che poi lui ha deciso di riproporlo in una nuova edizione ancora più arricchita. E poi questo personaggio, questo Cosimo, fa anche una seconda indagine, Corpi senza storia, e adesso approda alla sua terza indagine, l'Avvoltoio, un personaggio che nell'arco dei libri che li ho letti e riletti con tanta passione è cresciuto e si è arricchito sempre di nuovi elementi di introspezione psicologica, al punto che sembra che le indagini svolgano su 2 campi. Da una parte questi mali della società che lui indaga con tanta accortenza, dando anche spazio a delle paure che abbiamo dentro di noi, laddove ci sembra che i poteri forti possano controllare le nostre vite, la nostra salute al di là della volontà, seguendo delle logiche di potere o di guadagno economico. E dall'altro c'è un'indagine all'interno della personalità del commissario che piano piano, leggendo i suoi romanzi, cresce e diventa anche un modo per indagare sullo spirito dell'uomo nella società odierna, laddove i valori più importanti sembrano crollare e ci dobbiamo applicare qualcosa, dobbiamo credere, abbiamo bisogno di credere. Assolutamente, l'uomo deve credere in qualcosa per avere una ragione. Infatti io credo che la grandezza di Giuseppe sia quella di indagare il male. Noi cerchiamo di rifuggire il male, abbiamo paura di tutto ciò che ci fa soffrire, di tutto ciò che ci mette di fronte agli aspetti più oscuri della nostra vita e ai dubbi più forti della nostra esistenza. Bene, lui guarda in faccia
ha affrontato in 3 romanzi 3 problemi centrali. Ha affrontato quello delle lobby farmaceutiche, delle multinazionali del farmaco che orientano la spesa farmaceutica internazionale a seconda dei loro profitti, speculando sulla pelle delle persone ignare. Ha affrontato il dramma dei malati di mente, della sperimentazione clinica su questi corpi che diventano senza storia perché si annulla la loro mente, la loro corpi violati. Sì, completamente. E adesso addirittura arriva a toccare un tema estremamente importante anche in un momento politico come questo, che è quello dell'immigrazione. Al quale noi stiamo dedicando ampio spazio nell'ambito di questa kermesse di 2 giorni. Infatti l'intera presentazione dei libri di ieri e dei dibattiti che si è svolta qui è stata dedicata fondamentalmente proprio al tema dell'immigrazione, al tema delle illusioni, al tema delle speculazioni. Infatti è stato un peccato che voi non abbiate potuto vedere, perché voi nel programma avete notato che c'era questo importante centrale dibattito, tavola rotonda con presentazione che è stato molto seguito, è stata anche molto intensa, e mi fa immensamente piacere riprendere questo argomento oggi, perché sono convinta e penso che qualsiasi persona che abbia del raziocinio, lo sia con me che viva in questo paese, non soltanto in questo paese, che è un dramma infinito da affrontare necessariamente nei dovuti termini, con umanità da un lato, ma dall'altro lato con perizia, oserei dire scientifica, perché siamo arrivati a un punto in cui non si può tacere oltre, non si possono illudere le persone, non le si può fare arrivare qui con delle speranze e con degli inganni spaventosi, non le si può usare in modo speculativo per guadagnarci sopra a danno enorme loro, ma a danno enorme anche di una popolazione che è quella di questo paese ormai in ginocchio, soprattutto al sud, dove i figli emigrano. E purtroppo questa gente che arriva sui barconi della speranza non sa il dramma che viviamo noi qui personale, pensa di arrivare nella vecchia America, quella post boom economico, e non si rende conto che invece purtroppo alcuni paesi in particolare dell'Europa, e l'Italia in questo momento oserei dire tra i primi, se non primo tra questi, il sud sicuramente tra i primi in assoluto, sono letteralmente in ginocchio e purtroppo non possono offrire più di tanto, nonostante gli sforzi umanitari che si cerca di fare anche a livello delle istituzioni. Noi in questo momento siamo nella sede di una sede parrocchiale di un'arciconfraternita, perciò sappiamo benissimo la nostra Chiesa cattolica come è schierata in aiuto, ma ciò nonostante non si possono negare che non c'è la possibilità concreta, materiale. Se mi permetti Teresa, lui affronta il tema con particolare delicatezza perché non espone giudizi, ma lui nel suo testo espone il problema. Però stimola la riflessione senza esprimere giudizi. Infatti questo è fondamentale. Abbiamo una parola. Sì. Allora, dici perché? Com'è che sei andato a impegorarti? Questo è un tema delicatissimo. Innanzitutto ringrazio Teresa, ringrazio Carlo, Adele, Antonio, Lendas, ringrazio tutti per questa giornata. Io da ospite ospitante insieme a Paola Fiorentino, che è organizzatrice di questo evento con me, siamo contenti. Sì. Io concludo con l'autore di questa trilogia, di questo commissario Lombardo, che è un siciliano piantato a Milano, che vive soprattutto sulla sua pelle in questo terzo romanzo. Tornando in Sicilia, nella terra natia, vive un dramma, direi che è un dramma che appartiene un po' a tutti noi. La domanda fondamentale è: vale ancora la pena combattere per il bene comune? E che cos'è il bene comune? Il bene comune appartiene a onesti cittadini, a persone integerrime, a persone che lavorano, che operano per il bene comune della società, oppure ormai è diventato l'interesse di accozzaglie di personaggi che speculano sugli altri? Appunto, Teresa parlava di speculazione. Questo discorso dell'immigrazione è un discorso che io riprendo non per farne
come diceva anche Carlo, assolutamente i miei libri non sono mai di denuncio, di cronaca, sono dei libri di riflessione sulle coscienze, perché scrivere un giallo è molto facile, scrivere un giallo, un medical thriller, che invece diventa non più un giallo di intrattenimento, ma diventa anche e soprattutto, perlomeno come ambizione, dà la possibilità di una riflessione su questa società, su questa umanità dolente, annichilita su se stessa, su questa società che ormai ha perso obiettivi, valori, speranze. Secondo me è importante, perché in questo momento noi siamo un po' votati alla rassegnazione. Questa rassegnazione che di fondo colpisce tutti e che ci sta in effetti attanagliando, sta creando quasi una stagnazione anche nei sentimenti. L'amore non c'è più, l'amore è offuscato, l'amore è perso, non esiste a nessun livello. Ecco che un romanzo può invece, anche se è un romanzo, anche se è un giallo, avere una capacità sociale, l'impegno civile di poter stimolare queste coscienze. Allora ecco che mi ricordo, ed è stato molto bello l'articolo che è uscito sul Mattino, che mi hanno dedicato, sul quale si faceva proprio una riflessione, ne parlavamo anche prima. Paradossalmente la società civile di oggi, il capro espiatorio è sempre più debole, è sempre più povero, è sempre l'indigente, è sempre chi sta nella parte peggiore della società. È come se la società, che ha sbagliato, che ha i suoi mali, che ha i suoi errori, le sue fragilità, voglia far pagare appunto la nemesi stessa, no? La nemesi in questo caso del nostro Occidente, su quello che viene dall'esterno. Ecco perché io all'interno di questo libro ho, tra i sapori e gli odori siciliani che ammorbidiscono la trama, ho questi due grossi problemi. C'è un contagio all'interno di un centro di accoglienza di una malattia strana che non si sa se è stata importata dai profughi, non si sa se è una infezione nosocomiale contratta in ospedale o c'è dell'altro, va scoperta, perché la verità, come dice il Cosimo Lombardo, va sempre perseguita fino alla fine. E lui, ecco perché si trova in un bivio, in questo bivio proprio davanti al mare di casa sua, fa questa grande riflessione, una riflessione che a questo punto diventa straordinaria, perché lui non deve indagare solo più all'esterno di se stesso, deve indagare anche dentro la propria coscienza. Anche lui da che parte vuole stare, nonostante tutto, nonostante queste aberrazioni, queste vergogne. Per un tutore dell'ordine vedere il traffico di immigrazione, ma soprattutto il traffico d'organi, è qualcosa di orribile, che probabilmente anche un uomo che per anni ha combattuto il male diventa qualcosa di assurdo, di inconcepibile a livello umano. E lui si fa questa domanda, la fa davanti a questo mare che come per noi del Sud è un mare che ha sempre unito. Io utilizzo questa frase: noi siamo degli antichi marinai. Per noi il mare era non una parete, non una porta, ma era un ponte verso gli altri, un simbolo anche di speranza. Esattamente, un ponte verso altre civiltà, altre popolazioni. Oggi il mare diventa una tomba liquida per chi ci viene a morire. C'è qualcosa di sbagliato, e questa è la grande riflessione, una riflessione che non si può far diventare politica e non può diventare strumentalizzata da ogni parte, perché ognuno vuole tirare il problema dalla propria parte, diventa più importante. Quindi ecco perché Cosimo si trova di fronte a questi due grossi problemi, li affronta in maniera determinante, e quindi tra i sapori e i colori, diciamo, della Sicilia si trova di fronte a questo esiziale problema. È straordinario poi il passaggio che io faccio sull'etimologia di Sicilia, della parola Sicilia, no? Lui e il questore di Nicosia, che è il questore di Catania, si intrattengono a parlare di questo dramma, e viene fuori anche come nasce la parola Sicilia. Tra le varie leggende che riguardano appunto la parola Sicilia o Trinacria, ce n'è una in particolare. Trinacria è molto bella. Io ho una mamma siciliana, quando ho detto che ho Trinacria ci tengo tanto. Ma proprio Sicilia appartiene a una leggenda davvero secolare che si tramanda, che racconta di una principessa libanese che per sfuggire a delle guerre intestine al proprio paese viene catapultata su un'imbarcazione e lanciata nelle onde del mare con pochi viveri, senza acqua, senza. Questa principessa, dopo una peripezia infinita, si ritroverà sulle sponde di un paese meraviglioso. Il paese si chiamerà Sicilia, cioè prenderà il nome di questa principessa del Libano. Quindi è paradossale che appunto il nome Sicilia derivi da una profuga, cioè la prima immigrata della leggenda Sicilia. Paradossalmente questa Sicilia, questa terra misteriosa, al contempo terra anche di dolore, anche di grandi problemi, di grandi conflittualità, prende il nome da un'immigrata.
E quindi questa cosa mi sembra quasi che si va a concludere un quadro, cioè vuol dire che questa terra davvero c'era già qualcosa di segnato in questo destino di questa terra. E quindi l'accoglienza diventa per noi non solo un'accoglienza passiva, ma diventa davvero una riflessione che dobbiamo fare sull'umanità, ripeto, perché non può essere il mio nemico. In Corpi senza storia, appunto, che era un polemico titolo, perché non esiste un corpo senza una storia. Era proprio stabilire il fatto che la società civile, il potere dominante, decide che cosa è normale e cosa non è normale, decide dove è il bene e dove è il male. Ma siamo sicuri che il male è davvero indicato dal potere dominante è quello? O il male certe volte è quello che si annida in persone che apparentemente ostentano facce di perbenismo, che moralmente ci appaiono delle persone che lavorano e vivono insieme a noi e che sembrano le persone integerrime? Non è che il male è proprio lì, nella mediocrità di ogni giorno. Potremmo dire che c'è una collusione. Che c'è una collusione. Io potremmo dire che c'è una collusione. E potremmo anche aggiungere che la via potrebbe essere, correggimi Giuseppe, quella dell'accoppiamento felice della ragione e dell'onestà. Perché da dove convivono, te lo dico con gli occhi commossi, mi vede, ragione e onestà, si trova comunque la soluzione. Grazie, veramente le parole commosse si sentono dal cuore. Io proprio per questo voglio dire che sono commosso anch'io a dover scrivere questi thriller. Davvero, mi sono impelagato in un discorso difficile, perché mettere insieme un giallo e problemi di origine sociale potevo anche evitarli, no? Evidentemente è più facile un giallo di intrattenimento. Ma va fatta veramente una riflessione, cioè secondo me abbiamo il dovere certe volte di perlomeno ambire a una riflessione e soprattutto ambire a scrivere, perché leggere e scrivere, e questo lo dico sempre con grande convinzione, sembrerebbero due cose uguali, perché leggiamo e scriviamo quando siamo soli con noi stessi, due atti di solitudine. E invece il fatto che io abbia potuto poi dare vita a questa scrittura, a questi gialli, no? Intendi, le lobby farmaceutiche, nel primo con Davide, questo ragazzo zavorrato su una sedia a rotelle, inchiodato che vuole scrivere un libro ma è sopra una sedia a rotelle, fermo dalla sua invalidità, da una malattia degenerativa a 26 anni, no? Davide sono io, siamo noi, no? È simbolico Davide siamo noi quando vorremmo davvero volare alto con l'immaginario, ma di impotenza, di frustrazione, di fragilità, no? Poi con Corpi senza storia all'altro, il passaggio della scrittura è il passaggio invece straordinario, perché non è vero che scrivere e leggere sono due cose uguali. Se si ha la capacità di scrivere, ripeto, non per fare un'autocelebrazione di se stessi, per fare un compito di bella scrittura, ma per cercare davvero di poter porre delle cose nuove da poter dare agli altri, con passione, con forza, con verità, e allora la scrittura diventa dirompente, diventa libertà, diventa straordinariamente rivoluzione anche nella vita di chi scrive. Infatti io dico sempre che lo scrittore, la persona che inizia un'avventura non sarà mai la stessa che poi completa l'opera. Quando alla fine chiudi l'ultima pagina del libro ti trovi ad essere di fronte a te stesso un'altra persona. C'è un'evoluzione, dell'essere frutto anche dell'introspezione, ovviamente, della riflessione, no? E questa cosa che dicevamo con Teresa, perché lo scrivere in questo senso, lo scrivere col grande desiderio, la grande passione e determinazione di voler effettivamente comunicare e non soltanto mettere nero su bianco quello che ci passa per la testa, è proprio produzione e darsi e donarsi e impegnarsi al massimo, infatti mirando a poter comunicare e sollecitare gli altri a una riflessione su una tematica che noi reputiamo fondamentale. Mi sembra che tu abbia centrato perfettamente. Teresa, se mi consenti, devi. il presidente dell'associazione del circolo devi. la dottoressa Nele Patruzzo, per chiederle bene a lei un grande immenso piacere e la ringraziamo di essere qui, ovviamente. Grazie a voi per averci dato questo spazio culturale, un'occasione propizia, anche perché noi abbiamo il nostro cassetto Vai Scrittori, ma Giuseppe Velarco, oltre a essere un amico, è uno scrittore veramente bravo, un fiore all'occhiello, è il nostro fiore all'occhiello, quindi lo proponiamo questa trilogia, L'Avvoltoio, Corpi senza storia e Inchiostro rosso, che questa è la seconda
seconda copertina, lui già la editò in un'altra copertina. Veramente ci sorprende, ci continua a colpire positivamente per la passione, per la dedizione con cui si avventura in questi labirinti difficilissimi da Nicolasi, perché veramente tocca dei temi difficilissimi, dei temi che potrebbero essere anche presi con grande superficialità, invece lui lo fa con un occhio superiore, con un occhio super partes, lo fa interpretando i migliori sentimenti e anche le prospettive delle vittime e dei carnefici, quindi insomma ci dà delle chiavi di lettura poliedriche, delle altre sfaccettature con cui possiamo interpretare, appunto cogliere le interpretazioni che si danno di questi problemi e appunto poterci concentrare poi su un dibattito, su una concertazione, poterne poi parlare con cognizione di causa. Quindi ringrazio Giuseppe Petrarca, ringrazio la grande professionista Teresa Lucianelli, ringrazio Carlo Alfaro, ringrazio l'amica Laura, ringrazio il professore, il preside Antonio Volpe e tutte le persone che ho conosciuto in questa sera. Grazie a te. Grazie a te, alle persone e ufficialmente a nome della classe di E facciamo salutare il nostro direttore artistico, certo, il professore certo. Un breve saluto, noi abbiamo adottato Giuseppe, è il nostro scrittore di punta e con la Lendas probabilmente ci sarà anche uno sbarco a Roma, ne parlavamo prima, quindi presenteremo questi romanzi agli studenti delle scuole romane perché sono testi leggibili che aiutano all'introspezione e penso che anche gli studenti possono trarre occasione per riflettere su tematiche sociali di cui abbiamo parlato prima. Quindi ringrazio Giuseppe per questo suo impegno, non solo di scrittore ma anche di uomo impegnato nel sociale. Grazie. Ringrazio anche Teresa per Sono io che anche a nome della mia amica e coorganizzatrice del Gusto ringrazio tutti quanti voi. Mi ha fatto molto piacere, tenevo molto a presentare questo libro, proprio per quanto me ne avevi parlato e quanto poi ho saputo e quanto anche sponsorizzato il buon Carlo alla mia sinistra, ed effettivamente era proprio il caso. È una ulteriore chicca, un'ulteriore gemma che io mi permetto di dire, non vorrei sembrarmi modesta, aggiungo a questa kermesse, nell'ambito di questa kermesse che veramente abbiamo cercato di curare dei minimi particolari a livello letterario, a livello di canto, a livello musicale, a livello di salute, a livello di benessere, a livello di food e non food di eccellenza, una varietà infinita di settori che testimoniano le eccellenze della Campania, le eccellenze nei vari settori. Questo abbiamo cercato di fare e ci siamo impegnati per farlo. Io sono convinta che aggiungendo questa presentazione sicuramente siamo arrivati, almeno nel settore letterario sommato a quello di ieri,